Allora, questa storia comincia nella zona di Séquals. Voi sapete bene che il Signore e San Pietro spesso scendevano giù in mezzo a noi per vedere un po' come andavano le cose, come giravano, la gente cosa pensava, perché ovviamente stando lassù non è che avessero esattamente la visione, sì, avevano la visione generale, ma non proprio nel particolare. A loro piaceva proprio sentire la voce delle persone. E allora scendevano giù e camminavano in mezzo ai paesi, parlavano con le persone e poi ritornavano su a casa loro. E questa volta erano scesi nella zona di Séquals, avevano camminato un bel po' tutto il giorno, erano andati verso Forgaria, avevano cercato di attraversare il tagliamento, ma non era stato possibile, perché era tutto il giorno che pioveva, veniva giù tutta l'acqua del mondo, proprio pioveva tantissimo, e il tagliamento si era ingrossato e quindi non riuscivano ad attraversare. E allora Pietro a un certo punto, sconsolato, si siede su un grosso pietrone e comincia a sbuffare, a dire: ma guarda, sono qui in giro col figlio del Signore e nemmeno vuole far finire tutta questa pioggia che ci sta inzuppando da questa mattina. E poi, se proprio non vuol far piovere, almeno che ci faccia trovare un riparo, un po' di ospitalità da qualcuno, insomma, il figlio di Dio non gli manca niente. Parlava così fra sé, ma il Signore ovviamente ascoltava e a un certo punto gli fa: senti Pietro, tu non mi ascolti quando io ti spiego le cose, perché io non posso far smettere di piovere qui, perché se facessi smettere di piovere qui, magari da qualche altra parte verrebbe giù un fortunale, un brutto temporale, chissà che cosa, quindi io non posso intervenire in queste cosette, sopportiamo e basta in tutta tranquillità. E poi non ti lamentare sempre, perché sai bene che io non posso istigare alla generosità e alla bontà. La bontà deve venire dal cuore e quindi, come fanno tutti, se troviamo delle persone generose accettiamo. Se non ci sono persone che ci ospitino, subiamo quello che succede. E intanto Pietro continuava a borbottare, camminavano, finché ormai comincia ad arrivare il buio e a questo punto non sapevano più che cosa fare se non restare lì sotto questa pioggia battente. E intanto Pietro continuava ancora a soffiare, a bofonchiare. A un certo punto un uccellino è arrivato lì, vicino a loro, e dice al Signore: vi ho sentiti parlare. Io non è che posso fare granché, però a pochi passi da qui c'è una bella grotta asciutta con dentro, ho visto anche della legna, se ci rifugiamo lì ci asciughiamo voi i vestiti, io le piume e almeno passiamo una notte all'asciutto, accendiamo il fuoco. Subito il Signore e San Pietro lo seguono, entrano in questa bella caverna, una bella grotta asciutta, accendono il fuoco e cominciano ad asciugarsi. A un certo punto il Signore dice: va bene, visto che siamo qui per solidarietà con tutti, come noi stasera che non hanno da mangiare, per tutti coloro che non hanno il cibo, noi stasera preghiamo, perché è giusto che preghiamo il nostro Signore per qualsiasi cosa succeda. Quindi si mettono a pregare e intanto mentre pregavano la pancia di San Pietro continuava, borbottava. E l'uccellino che era vicino a lui intanto lo guardava, intanto continuava a pregare con le sue allucce messe congiunte e li pregavano. A un certo punto, quando hanno finito di pregare, l'uccellino vola subito fuori dalla caverna, dalla grotta, e torna 5 minuti dopo tutto bagnato e con 3 grossi bruchi bianchi grandi così nel becco. Si ferma davanti a San Pietro e glieli mette lì su questo sasso che si dimenavano lì per terra. San Pietro guarda i bruchi, poi guarda il Signore, era lì esterrefatto, e l'uccellino intanto con la luce appoggiata sui fianchi lo guardava. E intanto San Pietro non sapeva cosa fare e il Signore dice: guarda Pietro, finalmente hai trovato un gesto di generosità, mangia, perché non puoi certo rifiutare un dono del genere, mangia e stai buono. Ma posso mica mangiare 3 bruchi, gli fa. Come, non vorrai mica rifiutare un gesto di generosità che hai tanto richiesto? Mangia e stai zitto. A questo punto, tutto schifato, San Pietro prende il primo bruco, lo mette in bocca, gli dà una masticata, sente anche che è buono, sapeva di pollo, era lì che se lo mangia, poi prende il secondo, mangia anche quello, prende il terzo, cominciavano anche a piacergli, poi si sente bello sazio. A questo punto il Signore dice: va bene, adesso che anche questo è stato fatto, cantiamo una bella laude per il Signore e ci mettiamo a dormire.
Mi raccomando Pietro, tu stai a tempo perché sei sempre stonato. Quando siamo su in paradiso ti dico di fare i corsi di canto, non li fai mai e poi non riusciamo mai a cantare insieme. Quindi mi raccomando, seguimi. E lì lui con voce baritonale comincia a intonare l'alleluia e un momento dopo si sente una gran confusione, tutto un vociare strano, tutta una stonatura. Buoni, 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 fa il Signore. Pietro, di te io sapevo che eri proprio stonato e a questo punto ti farò anche pregare almeno 4 Pater Ave Gloria appena arriviamo. Ma figlio mio, dice all'uccellino, io sapevo che mio padre aveva dato una voce bellissima a tutti gli uccelli, cantano in onore del Signore, sono delle cose bellissime da sentire e da ascoltare. Ma tu, cosa ti è successo? Hai subito un trauma? Hai preso freddo? E l'uccellino con le ali abbassate lo guarda, fa, no, mi dispiace Signore, ma questa è la mia voce, purtroppo ogni volta che canto in primavera tutti gli altri uccelli mi gridano dietro, mi urlano, mi tirano rami e sassi perché non vogliono che continui e io devo per forza stare sempre zitto perché ho questa voce e non so che cosa fare. E vabbè, dice Signore, a questo punto dormiamoci sopra e vediamo domani mattina. Si addormentano, la mattina dopo si svegliano con un bel sole che sta entrando nella grotta e se ne escono tranquilli perché la giornata è bella, l'uccellino vola via e il Signore lo chiama e fa senti, fermati un momento. Per ringraziarti della tua generosità di ieri sera e per il fatto che comunque sei un esserino veramente molto gentile e molto cortese, d'ora in poi io faccio in modo che tu possa cantare in tutte le notti d'estate. Tu durante la notte canterai con una voce melodiosa, stupenda e morbida e tutti coloro che ti ascolteranno comprenderanno la malinconia e la bellezza di questo tuo canto perché ricorderai questa notte che abbiamo passato insieme. D'ora in poi tu ti chiamerai Usignolo. a mangiare una gallina, a menare a passeggio.